Da Agrigento va via un uomo dalle straordinarie qualità umane e professionali. L'augurio per gli agrigentini è di avere al suo posto un altro ufficiale con la stessa sensibilità, un altro Vittorio Stingo, insomma. Il colonnello, fino ad oggi comandante provinciale dell'Arma, ha ottenuto la meritata nomina a capo di Stato Maggiore che lo porta a Roma a guidare migliaia di uomini. Alla domanda quali ricordi porta con sé da Agrigento, ha risposto che i ricordi li conservano i turisti e lui non è affatto un turista di passaggio. Dice di essere infatti un agrigentino e che Agrigento è stata e rimane la sua casa dove si ritorna con piacere. Questa sua affermazione è confermata dalla cittadinanza onoraria che gli è stata concessa da diversi comuni, compreso il capoluogo. C'è da dire a questo proposito che mai il riconoscimento è stato così giusto.